Aiutatemi per favore a trovare una nuova sistemazione. Con voce spaventata ci ha contattato in redazione. Vi prego, ci ha detto, voi che siete sempre attenti, vi chiedo di trovarmi una nuova casa. Non so cosa questi si siano messi in testa di fare. Tra 1 mese e mezzo vanno via e vogliono sfrattarmi. Ma chi sei? Abbiamo più volte chiesto. Niente, parlava senza neanche sentirci. Era molto spaventato. Nonostante non sapessimo chi fosse e di cosa stesse parlando, abbiamo comunque cercato di tranquillizzarlo. In un certo senso forse ci siamo riusciti, ma il problema per lui non si è comunque risolto. In pratica, da diverso tempo, risiede in questa abitazione. In verità prima si trovava in via Ugo Foscolo a Favara, poi in corso Vittorio Veneto. Da un po' di tempo aveva deciso di cambiare aria, spostandosi in un'abitazione nuova, fresca, dove vedeva gente camminare a piedi, in pratica in via Kennedy. Ma a sua detta c'è il rischio che qualcuno possa mandarlo via. Nonostante abiti da anni a Favara, non sono di qui, non conosco tutti i posti, ci ha riferito ancora al telefono. Inutile il nostro tentativo di farci dire chi fosse. Abbiamo anche minacciato di chiudere la conversazione se non si fosse presentato. Ma lui continua: ho l'impressione che vogliano cacciarmi via. Ho fatto un giro, ci ha detto, e mi sono accorto che stanno facendo tabula rasa in via Ugo Foscolo. E se arrivassero sino in via Kennedy? Che faccio poi io? Aiutatemi a trovare un altro posto. Insomma, dopo aver alzato un po' il nostro tono di voce, ha finalmente aperto le orecchie e ci ha ascoltati. Come possiamo aiutarti se non sappiamo neanche chi sei? Abbiamo detto con tono scocciato. Ed ecco che lui ci dice: ma come chi sono? Sono Tarzan, colui che abita nella giungla. Vi chiedo di aiutarmi perché in questi ultimi giorni chi dice di comandare la città si è messo in testa, dopo tanto tempo, di tagliare l'erba dove io abito da anni, sfrattandomi via. Noi per un momento siamo rimasti increduli, non sapevamo se ridere o piangere, ma poi abbiamo ben compreso cosa volesse dirci Tarzan e allora abbiamo detto: stai tranquillo, nessuno verrà a disturbarti e se anche pensassero di farlo e o lo facessero realmente, non ti preoccupare, cerca che trovi. Ai cittadini chiediamo di aiutare Tarzan a trovare un altro posto. Dopo tanti anni si era anche fatto una famiglia. Sono molto affezionato a questa città, ci ha detto. Non posso andare via. In via Kennedy ci sono anche datteri che ci consentono di nutrirci. E allora, favaresi, non deludiamo Tarzan.